Freddata con diverse coltellate sull'uscio di casa, è morta così poco dopo l'ora di pranzo Vanessa Ballan, 26 anni, mamma di un bimbo di 4 ed incinta del secondo. Abitava in questa villetta in via Fornasette a Spineda di Riese Pio X. A trovare il corpo senza vita il marito Nicola Scapinello, 28 anni, che sotto shock assieme ad un vicino di casa ha chiamato i carabinieri. L'orrore si è consumato in pochi istanti in questo quartiere residenziale circondato dalla campagna. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e sulla base di alcune indicazioni fornite dallo stesso marito è scattata la caccia al killer. Per tutto il pomeriggio l'area è stata battuta palmo a palmo dai carabinieri con pattuglie a terra e con l'elicottero che ha sorvolato la zona. Dalle indicazioni trapelate si cercava uno straniero, pare un cittadino kosovaro quarantenne residente nel vicino comune di Altivole, scappato a bordo di un furgone di colore bianco. Si era ipotizzata anche la presenza di un secondo fuggitivo, notizia poi non confermata dalle indagini. Nel tardo pomeriggio è arrivata l'altra notizia del fermo di uno straniero da parte dei carabinieri. L'uomo è stato portato in caserma e poi rilasciato. Intanto sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono arrivati anche il pubblico ministero Michele Permunian ed il medico legale Antonello Cirnelli, che hanno proseguito gli accertamenti. Sul corpo di Vanessa Ballan sono state riscontrate diverse coltellate, almeno 7 fendenti al torace e numerose lesioni alle mani, a conferma di come la giovane abbia provato a difendersi disperatamente dalla furia del suo assassino. E poco fa si è appreso che la donna, assieme al marito, aveva presentato il 26 ottobre scorso denuncia per stalking nei confronti di uno straniero, un altro kosovaro con il quale aveva avuto una relazione, che la ricattava dicendo di avere dei filmati compromettenti. Dopo che la giornata aveva deciso di troncare ogni rapporto, l'uomo continuava a molestarla e tempestarla di telefonate, tanto che il magistrato che seguiva il caso stava valutando se mettere una misura cautelare nei confronti dell'uomo, quell'uomo che verosimilmente oggi si è presentato sulla porta di casa, sfondando la porta a vetri con un martello ed uccidendola a coltellate, rendendosi poi irreperibile.